Allora, che cosa è possibile, praticamente con la tassazione, cosa potete scaricare in certo qual modo, che quello è già una cosa importante perché aiuta i professionisti che sono partite IVA sostanzialmente. Ci sono state varie modifiche legislative, no? Sempre a decurtare un po' di più. Allo stato attuale. Allora, allo stato attuale la persona che fa l'agente rappresentante di commercio può scaricare, partiamo dal lato di acquisto della macchina, il proprio automezzo. Lo può scaricare però fino a una somma massima che è stata deliberata dall'Agenzia delle Entrate ancora, direi abbondantemente, 15 anni fa. E il valore della macchina allora era stato dato in 25.000 euro, da cui bisogna poi togliere l'IVA, per cui abbiamo un valore del mezzo che non deve superare i 23.000 euro. E noi possiamo detrarre come bene impiegato nella produzione del reddito. Fino a qualche anno fa potevamo detrarre il costo totale della macchina, quindi il 100%. Dopo è subentrata un ripensamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha detto: beh, ma voi la macchina la usate anche il sabato e la domenica per portare a spasso la famiglia, non riteniamo che sia giusto che possiate detrarre anche tutto l'importo della macchina, e hanno ridotto la possibilità di detrarre l'importo fino all'80%, quindi possiamo detrarre l'acquisto della macchina con quel valore che vi ho dato prima fino all'80%, e lo stesso discorso vale anche per il carburante. Quindi noi recuperiamo il costo del carburante e dell'IVA fino all'80% di quello che spendiamo. Questo compresi poi gli eventuali guasti della macchina oppure tagliandi che si fanno, tutto il costo della macchina può essere scaricato fino all'80%. All'80%. Questo è praticamente il riconoscimento di quello che dicevo prima, che la macchina è il mezzo adatto per noi e impiegato per la produzione del reddito, e ci è stato riconosciuto ampiamente dall'Agenzia delle Entrate. Il bollo invece non figurava tra queste cose. L'assicurazione? L'assicurazione che è obbligatoria? Si può detrarre per modo di dire, perché è una cosa obbligatoria, e per quindi cui rientra in altri ambiti. Diventerebbe difficile dimostrare che usiamo la macchina, l'assicurazione solo esclusivamente per il per il lavoro. Chiaro. Quindi... Ma ci sono altri beni strumentali che possono essere in qualche modo... beni strumentali, se uno dipende dalla forma in cui produce il suo reddito, o in forma individuale, e se ha determinati canali di scarico di spese, o in forma anche di società, allora subentra l'affitto dell'ufficio, subentrano tante cose, insomma, però sempre nei limiti stabiliti dalle agenzie delle entrate. Quindi voi potete essere monomandatari o plurimandatari? Abbiamo anche quella suddivisione lì, sul fatto che nel momento che uno comincia questo lavoro può decidere di lavorare esclusivamente per un'azienda, oppure avere più aziende e lavorare per varie aziende, quindi si distingue dal monomandatario e plurimandatario. Di questo riguardo noi abbiamo in programma il rinnovo anche degli accordi economici collettivi, che sarebbe quello statuto che viene stabilito tra la forza vendite e le ditte mandanti, quello che servirebbe da capitolato per capire quello che si può e come portare avanti una trattativa nel momento che questa magari trattativa si interrompe perché un agente cambia ditta o la ditta manda via l'agente, e allora c'è tutta una serie di regolamenti stesi su un patto che si chiama accordo economico collettivo, che si fa tra il rappresentante e le ditte mandanti, e abbiamo in programma il rinnovo di questi accordi economici collettivi. Cosa comporta questo? Che comportano di cercare di tutelare da una parte
tutte le problematiche dell'agente rappresentante nel momento che prende un mandato e fino al momento in cui lascia la ditta, e dall'altra parte le ditte mandanti che dicono: io posso darvi fino a tot, posso riconoscervi questo, vi spetta questo, però noi abbiamo diritto a questo, quindi rispetto della clientela, patto di non concorrenza, tanti piccoli patti stesi, in modo che se si dovesse arrivare a una rottura dei lavori si sa già a cosa si va incontro. Dopo, questo è un discorso che è legato molto sul fatto che tante aziende sono più o meno corrette, come del resto più di qualche agente può essere meno corretto, quindi è tutto basato sulla correttezza, io parlo sempre di onestà da parte di tutti. Sappiamo bene che qualche azienda sulla carta ti dice rispetto e dopo non rispetta. Stesso discorso vale anche per voi come associazione di categoria vi ponete anche a tutela dei vostri iscritti? Noi diamo tutto un servizio, prima di tutto come sindacato e anche come... quindi come sindacato? Come sindacato subentra il sindacato nel momento in cui un agente rappresentante viene disdettato dalla ditta mandante o va in rottura del contratto, rompe i rapporti con una ditta. Ecco che soprattutto in questi momenti qua il nostro collega agente rappresentante si fa vivo da noi, perché normalmente pensare un attimo a farsi tutelare prima di firmare un contratto non lo fa quasi mai. Riceve un appuntamento per avere un mandato e firma a occhi chiusi senza guardare quello che firma e si ritrova poi penalizzato quando è il momento che non è più d'accordo con la ditta mandante. Perché teoricamente prima di quel momento in cui si riceve questo incarico, questo mandato, a parte rivolgersi proprio commercialista, che immagino sia la cosa che direi che la figura commercialista è una figura piuttosto marginale per quanto riguarda la categoria degli agenti rappresentanti, e noi consigliamo sempre che venga dal sindacato nostro, perché conosciamo bene tutti i risvolti e tutte le sfaccettature che riguardano questi contratti. Per cui lo consigliamo sempre fin dall'inizio: iscriviti e prima di firmare passa da noi che ti facciamo vedere se quello che è stato scritto dalla ditta mandante è giusto o meno, o se ti darà purtroppo adito a qualche controversia che poi finisce a livello legale. Questo è un po' il ruolo che ha il sindacato, e comunque ripeto, una buona parte di agenti rappresentanti lo fa e non lo fa. Forse perché ha bisogno di lavorare, forse perché non pensa che ci possa essere un sindacato che li rappresenta. Pensa sempre che le cose vadano bene, che tutti siano corretti, che tutto funzioni, poi alla fin fine purtroppo succede anche questo. Prendiamo un esempio col Covid-19, tante aziende dopo 6 mesi hanno disdettato i nostri agenti perché non vedevano arrivare a fatturati, non hanno guardato se di mezzo c'era pandemia o non pandemia, possibilità di lavorare o non lavorare, e hanno deciso di dislettarlo. Questi sono degli esempi che poi, estremi, però, estremi, perché dico, se tu una persona la paghi a provvigione non ti costa niente. Sì, ecco, ma diciamo che negli anni buoni ci sono stati degli agenti rappresentanti che hanno preso diverse provvigioni, sia perché trattavano qualche articolo che andava molto, sia perché erano in un comparto che si fatturava molto. E allora subentra questo, che nella ditta mandante il direttore vendite, che normalmente è uno stipendiato, vede che magari lui prende 20, dico un numero così, prende 100 di stipendio e l'agente rappresentante prende 200. E non gli sta bene questo, e allora cosa comincia a fare? Ma perché tu devi prendere troppi soldi e io invece non ne prendo a sufficienza? E comincia a tagliargli la zona, perché c'è anche questo da dire: quando un agente rappresentante fa un grande lavoro o ha la fortuna di aver trovato un articolo che sta andando molto bene, e i fatturati scoppiano e le provvigioni arrivano.
E allora cosa ti fanno le ditte mandanti? Premio. Ti dicono, va bene, tu facevi Padova e provincia, tu foggi, da domani fai Padova e un tuo collega fa la provincia e li dimezzano. Ecco la grande correttezza. Ecco che subentra allora il sindacato che in qualche modo cerca di tutelare. Allora, un messaggio: regali che si fanno ai clienti e l'abbigliamento sono detraibili? No, ecco, diciamo che l'abbigliamento non è detraibile, anche se devo riconoscere, più di qualche collega sento, ma io per andare a trovare i miei clienti devo vestirmi bene, io mi scarico la giacca, mi scarico questo. Si può fare tutto in questo mondo, sappiamo, soprattutto in Italia si può fare tutto. Però quando è il momento che ti chiamano, l'Agenzia delle Entrate, lì dopo subentra il bello, perché non è detraibile una cosa, quindi tu puoi rischiare, ti può andare bene, ma sappi che nel momento in cui arriva l'Agenzia delle Entrate, ti fa un accertamento, niente, paghi. Non è possibile. E i regali ai clienti, il classico le bottiglie, lo stesso discorso panettoni, vale per gli omaggi che si fanno ai clienti. Fino a tempo fa si poteva detrarre indiscriminatamente qualsiasi importo, adesso hanno messo dei paletti ben precisi perché hanno visto che diventava una forma di evasione o un qualcosa che non poteva sussistere. Ecco che allora hanno messo dei limiti ben precisi, sia nel pagare il pranzo al cliente, sia nel fare dei regali. Esatto, i famosi pranzi, cene. Esattamente, questo qui. Hanno regolarizzato pian pianino tante cose. Farseli offrire. Sempre perché poi c'è sempre bisogno di incassare l'Agenzia delle Entrate. E poi perché se la categoria sta zitta è meglio colpirla il più possibile, perché chi sta zitto ma diciamo che noi tutto sommato abbiamo sempre avuto un buon rapporto con l'Agenzia delle Entrate, perché facciamo dei contratti che vengono regolarizzati, le provvigioni vengono pagate dalle ditte mandanti, quindi con regolare fattura l'evasione nostra c'è, non c'è, insomma, quindi... Presidente, la interrompo un attimo, poi parliamo ancora, andiamo in pubblicità rapidissimi, poi siamo di nuovo con voi.